Figoni, Francesco Figoni, Tecnica Estense, poi Pellicciardi, Antonioli, Massasughi e Montorio. Ma ho un'idea che qua viene fuori una gara non male. Vedo iscritto Jean-Marie Boucour, atleta burundiano, forse secondo me ha un incarico e ci fa piacere. Con lui anche il numero 29 Rida El Khalil della San Bonifacio Valdalpone. Vediamo che c'è un bel ritmo, 6 giri alla conclusione. Ho la netta impressione che ci sia una sorta di lancio della gara da parte del burundiano Jean-Marie Boucour, atleta che ho visto più volte in gara anche su strada oltre che alla pista, quindi è un atleta che ha un 8,20 e qualcosa sui 3000. Questo fa già capire che a mio parere sta facendo l'andatura e fa bene, così porta al risultato anche gli altri ragazzi da seguire, soprattutto qualche junior e anche qualche allievo. Ecco qui Jean-Marie Boucour from Burundi, dietro di lui col numero 41 Francesco Massa dell'Atletica Saluzzo, lo junior, 2,52,24. Poi al quarto assoluto, ma prima allieva, è Sofia Ferrari della Calcestruzzi Corradini e Chianto con 10,25,73. Queste 4 atlete cortesemente alla premiazione. Eccolo qua. Francesco Massa. Il gruppetto è condotto da Davide Sughi, che cerca anche lui il limite personale. Attenzione al passaggio, si è formato un bel gruppetto davanti, è stata la spinta, vediamo che adesso si porta a condurre col numero 31 Filippo Ferri dell'Atletico Winner Foligno, con lui sempre Francesco Massa in prima e seconda posizione. Vediamo intanto che Boucour di nuovo si riporta avanti e fa il treno. Attenzione, pronta la campanella per segnalare l'ultimo giro. Jean-Marie Boucour, che è burundiano dell'Atletica Saluzzo. Poi vediamo situazione Filippo Ferri e Francesco Massa nell'ordine. Sono tutti all'ultimo giro. 7,34 il tempo di gara in questo momento. In molti stanno cercando di migliorare in gara, anche l'allievo allenato da Massimo Magnani e Francesco Bigoni dell'Atletica Estense. Abbiamo già visto ottenere un grande risultato nei 30 minuti di corsa, proprio in occasione dei regionali dei 10.000.
Bucuru ha salutato tutti e vediamo adesso il cronometro 8:05, a finire che cerca anche lui il personale. Rettilineo d'arrivo per l'atleta burundiano, tesserato per l'atletica Saluzzo, Jean-Marie Bucuru, classe 2002, vince più che nettamente. Diamo il tempo di gara 8:23:59. Attenzione, gran finale per Lorenzo Pellicciardi, gran finale per Pellicciardi, bravissimo. Vediamo adesso come arriva anche il giovane allievo di Massimo Magnani, Francesco Bigoni, tra l'altro portatore dell'atletica estense. Gara con il numero 19, l'altro arriva anche Andrea Sughi della Blizzard Bologna. In arrivo con 56 Geremia Taino della Casone Noceto. Con il numero 13 va a chiudere la sua prova Federico Antonioli